Benvenuti e benvenuti a Dietro le Quinte, conversazioni informali con i personaggi dello spettacolo. Oggi abbiamo come ospite Pamela Villoresi del Teatro Biondo di Palermo e poi faremo un collegamento con il Campania Teatro Festival con Elena Bucci e Marco Sgrosso che hanno in preparazione Eroides da Ovidio. Ancora per la nostra rubrica consueta sui libri abbiamo il piacere di ospitare oggi Gianfranco Longo con il suo Sbrebrenica. Che dire, iniziamo subito con Pamela Villoresi che salutiamo. Pamela, come va? Bene, Ciao. grazie, buonasera. Allora, innanzitutto tu sei impegnata nella Sicilia come metafora, ma effettivamente voi come Teatro Biondo di Palermo non avete mai chiuso, avete realizzato tutta una serie di iniziative durante il lockdown e adesso siete pronti con una nuova stagione estiva. Allora, raccontiamoci un po'. Sì, intanto noi abbiamo cercato di far mantenere l'acqua viva sotto il ghiaccio del sipario chiuso, come succede nei laghi del grande nord dell'Europa, del grande nord del mondo, e abbiamo scritturato ben 164 artisti durante il 2020, anno di chiusura totale dei sipari senza il nostro pubblico, perché abbiamo messo in prova tutte le compagnie delle nostre produzioni e li abbiamo fatti arrivare fino a pochi giorni prima dell'andata in scena, poi li abbiamo dovuti fermare. Abbiamo fatto tanti lavori in streaming che però sono solo forieri poi di debutti concreti dal vivo, e abbiamo fatto tante cose anche in streaming online, soprattutto con i nostri allievi. Ma quello che io mi sono chiesta è come fa il teatro, che è il grillo parlante, che è l'occasione per far riflettere sui problemi della polis, come fa a svolgere la sua funzione sociale a sipario chiuso? Abbiamo cercato di diventare un teatro d'ascolto e quindi di raccogliere gli iscritti, soprattutto dei più giovani delle scuole, anche attraverso tanti professori. Abbiamo raccolto più di 600 iscritti di tutti i licei della città e della provincia di Palermo, insomma della città metropolitana, e dove i ragazzi ci hanno raccontato, ci hanno dato non solo delle loro, diciamo, antologie scelte di grande letteratura del Novecento che parla del territorio, dove loro però hanno aggiunto commenti, ma anche di una profondità, di una consapevolezza straordinarie, ma soprattutto hanno parlato della loro solitudine, ci hanno regalato quelle parole che altrimenti sarebbero rimbombate nel vuoto delle loro stanze. Questi scritti sono stati elaborati insieme a dei docenti, ovviamente dai nostri allievi drammaturghi. Gli allievi registi hanno fatto la regia e gli allievi le hanno interpretate, gli allievi attori. E quindi li abbiamo mandati online sui nostri social, si possono vedere, e abbiamo dato voce proprio ai più giovani che forse hanno pagato il prezzo più alto di questo isolamento sociale, perché quella è proprio l'età in cui si ha bisogno di scoprirsi attraverso gli altri e di verificarci anche attraverso gli altri. Alcuni sono anche scivolati in quella che è una patologia tutta occidentale individuata in Giappone, che si chiama hikikomori, che sono quei giovani che non sanno più uscire dalle proprie stanze, ci rimangono 1 anno, 2 anni, talvolta anche 6 anni comunicando solo attraverso i social. E su questo abbiamo fatto fare un lavoro molto approfondito in collaborazione con la facoltà di psichiatria dell'Università di Palermo. L'abbiamo fatto fare a Irina Brook, la grande regista inglese, figlia di Peter Brook, che ha fatto anche lì con i nostri allievi prima un video, poi ha fatto un grosso laboratorio adesso in maggio che è di preparazione a un debutto che sarà a settembre in un museo alla Fondazione Sant'Elia, dove lei ricostruirà 3 stanze, dove il tema dibattuto è, ahimè, in questo momento più che mai to be or not Certo. to be, essere Sì. o non essere. Quindi diciamo che noi abbiamo cercato di fare di questa terribile esperienza del Covid un'occasione, cioè di scoprire anche, di intensificare un rapporto con la città e con i più giovani.
Tant'è vero, dicevo, abbiamo messo in prova tutte le nostre produzioni, tant'è vero che come ci hanno dato il via libera abbiamo potuto subito debuttare all'aperto. Palermo lo permette, quindi andremo in scena, siamo dal 4 giugno fino alla fine di luglio, e presentare parte della stagione, almeno parte delle nostre produzioni. Sono quasi tutte compagnie e regie di ragazzi giovanissimi, ragazzi e ragazze giovanissimi, siciliani, che alcuni erano già espatriati per cercare quelle occasioni che qua mancavano, con compagnie molto giovani di tanti artisti del territorio, e quindi siamo particolarmente orgogliosi perché stanno avendo un grande successo, quindi abbiamo fatto bene a puntare e a scommettere su di loro. Ok, allora intanto ci sono le prime domande. Quale funzione, Francesco Donà, com'è stato, passano troppo velocemente, allora Francesco Donà, com'è stato recitare nella grande bellezza? E poi ancora c'era Roselisa Anelli che ti chiede quale funzione ha il teatro in questo momento storico. Allora, nella grande bellezza è stata un'esperienza meravigliosa perché Sorrentino è veramente un maestro. Io al cinema mi sento qualche volta un pesce un po' fuor d'acqua e gliel'ho detto, e lui mi è stato vicino, ma lui veramente, a lui non sfugge niente, è molto preciso, sa quello che vuole, ti senti veramente guidata, e per cui mi sono molto lasciata andare, mi sono divertita, e poi come può essere vincere l'Oscar? Una bella soddisfazione. Certo, assolutamente sì. E qual è la funzione del teatro? Beh, io credo che noi abbiamo davanti un futuro che non conosciamo, niente sarà più come prima, nemmeno la socialità, quindi è un po' una società da reinventare. C'è una rabbia da tenere a freno, tanti sono usciti molto arrabbiati, molto incrudeliti da questa chiusura forzata, e credo che solo l'arte, la spiritualità in genere, ma per quel che ci riguarda ovviamente il teatro, possa fornire le riflessioni giuste per dare risposte adeguate a queste domande impegnative che ci aspettano. E poi ci sono ancora altre domande, come per esempio quella di Viviana Marrone che ti chiede: lei ha origini tedesche, dentro di sé lo avverte questo mix culturale? E ancora Simona: offrire la tua materialità ad un pubblico virtuale, come hai vissuto da attrice questa esperienza? Allora, io non sono solo mezza tedesca, la mia mamma era tedesca, la mia nonna austriaca, la mia bisnonna ungherese, ho una figlia indiana e mio marito che morì nel 99, ma era di origine ungherese anche lui. Quindi è un bel misto, è una famiglia che cerca di imparare i pregi dai vari popoli, di non prendere i difetti di tutti i popoli con i quali abbiamo a che fare, e soprattutto una famiglia che ha capito che nel mondo c'è una sola razza, che è quella umana. E quindi questo sì, qualche volta ovviamente anche le tradizioni, la mia mamma insomma faceva il Natale il 24 sera, si sentivano i canti tedeschi, insomma certo qualcosa c'è. È vero che quando vado in Germania mi sento italiana perché qua sono nata e vissuta, insomma. Però è vero che con degli aspetti, diciamo, un pochino italiani, quali, non so, ahimè ancora, gettare le cose a terra, eccetera, eccetera, io non vado molto d'accordo, ho un'altra mentalità. Poi si parlava del pubblico virtuale, diceva Simona, offrire la tua materialità ad un pubblico virtuale, come hai vissuto questa esperienza? Che differenza c'è? Beh, oddio, è come respirare normalmente o col tubo catodico lì, no, catodico è quello della televisione, col respiratore. Sì. Col respiratore. Ovviamente è meglio respirare con i polmoni, cioè da soli normalmente, ma quando ci hanno chiuso il sipario l'alternativa era l'afasia, era il silenzio totale. E quindi abbiamo cercato anche di non lasciar solo il nostro pubblico, che comunque aveva fatto l'abbonamento, voleva vederci. E allora abbiamo
per esempio siamo stati il primo spettacolo che è andato online il giorno dopo del lockdown, perché quando si era subodorato noi ci eravamo già messi d'accordo con una società che fa riprese video, quindi eravamo pronti e siamo andati in scena per 3 giorni con un solo spettatore. Il primo è stato il sindaco di Palermo, e poi c'è stata Letizia Battaglia, la grande fotografa, Enzo Venezia che è un grande scenografo e un artista, e abbiamo mandato online in diretta lo spettacolo, e questo ci ha permesso di far sentire ai nostri spettatori che non li lasciavamo soli. Infatti in tutto il lockdown abbiamo mandato anche favole per bambini che all'improvviso si sono trovati a studiare da un computer, insomma abbiamo cercato le poesie lette dagli attori, forse sono più facili da capire e anche da imparare, e quindi ecco, diciamo, penso che per il teatro andare online non è una cosa naturale, però come dicevo prima la confidenza con i nuovi mezzi che il computer ci offre, ecco, è una confidenza che il teatro finalmente ha preso, perché noi teatranti siamo un po' giurassici, non solo quelli della mia età che hanno qualche giustificazione anagrafica. E ora invece, come dimostra tutto il lavoro che abbiamo fatto sulle scuole, diciamo che abbiamo dei mezzi in più e dei linguaggi in più per arrivare a tutta la popolazione, quindi credo che sia un'occasione. Ovviamente poi lo spettacolo, il teatro è spettacolo dal vivo. Non vi sento più, è andato via il sonoro. Aia. Eccolo, prova, mi senti? Ok. Allora, ti chiedono, lei è specializzata nell'interpretazione poetica, la poesia è nelle grandi o nelle piccole cose? Poi c'era anche Giovanni che aveva un tuo ammiratore che ti ricorda in un momento particolare, dice Pamela, lei fece con Vittorio a Mezzogiorno in un foro del Parabrezza, c'era lei e Vittorio che fa un giornalista, che è una storia con una donna interpretata da un'attrice francese. Che ricordo ha di quel film? Ci chiede invece Pasquale. Poi c'era un altro anche intervento, se me lo ripassate, come è nata la sua passione per la recitazione, e poi forse ti chiedevano anche di Troisi, se non erro, perché sono scorse, ecco sì, ti chiedevano anche del ricordo con Troisi. Allora, che rispondiamo ai nostri amici? Beh, diciamo che ho lavorato con tanti grandi e bravissimi attori, Troisi poi che appartiene a un mondo diciamo più molto poetico, ma del comico che io frequentavo meno, quindi ho imparato anche molto. Ricordo con piacere Vittorio Mezzogiorno, col quale ho fatto 3-4 film, e che era un attore straordinario che ci ha lasciati troppo presto, che è stato veramente un grandissimo attore, quindi lo ricordo veramente con affetto e con stima. Diciamo io quest'anno compio 50 anni di teatro. Accidenti, portati benissimo e con grandi successi, complimenti. Ho cominciato a 14 anni, ne ho 64, quindi diciamo che ho lavorato con tanti grandi attori e grandi attrici, e sono stata diretta anche da grandi registi, e questo sicuramente mi ha resa una persona più ricca. Allora, Giampaolo ci chiede, siamo in un mondo in cui il pubblico è iperconnesso, il teatro oggi deve adeguarsi alle nuove tecnologie di comunicazione, parliamo un po' di questo binomio tra tecnologia e teatro, tu come lo vivi? Assolutamente sì, nel senso, come dicevo prima, se noi vogliamo raggiungere i giovani, se i giovani in generale seguono meno il teatro, vuol dire che il teatro non sa parlare ai giovani. E infatti in questa pandemia prima noi facevamo incontri dal vivo, eccetera, ma dal vivo c'hai 300 studenti. Gli incontri che abbiamo fatto invece durante il lockdown ce n'erano 3.600, 7.000. Non so, Sì. ma a fare questi video con i nostri allievi ci ha permesso di, come dire, di far fruire un effetto catartico agli studenti che erano chiusi in camera, perché
si vedevano interpretati da degli giovanissimi attori che avevano in qualche caso qualche mese di più, e quindi si sono potuti identificare, hanno capito che il teatro è un mezzo per esprimersi ed è un mezzo anche per superare i propri problemi. Perché si ragiona meglio quando si vedono davanti, no? È un modo per, infatti ci dicevano che guardavano questi video, che all'inizio erano felici che fossero interpretate, fossero stati scelti i loro scritti, e poi si immedesimavano, gli veniva da piangere, poi invece ridevano tutti insieme. E adesso faremo anche uno spettacolo, chiudiamo quest'estate con uno spettacolo tratto proprio dai loro testi, realizzato da Rosario Palazzolo, e loro non vedono l'ora di venire a teatro, quindi devo dire che la nuova tecnologia può servire molto, anche se, ripeto, poi il fine ultimo del teatro è essere dal vivo e rappresentare dal vivo. E a questo proposito, sì, a questo proposito invece Antonella ti chiede: ma tu preferisci più il teatro o la televisione? Che cosa ne pensi di questi due mezzi di comunicazione? Ancora Pasquale, il teatro online spesso diventa un grande mezzo tramite il computer, e spero che il Covid finisca e si torni anche in teatro presto, ci dice il nostro amico, senza dubbio. Allora, teatro o televisione, ci chiedevano. Ma io mi sento, quando faccio la televisione, tra l'altro sto girando di nuovo il Don Matteo, quindi ogni tanto la faccio, mi sento una grande responsabilità, perché ci sono milioni e milioni di spettatori, anche di quelli diciamo meno avvezzi alla cultura, quindi la responsabilità di dare un buon prodotto è ancora più grande. Poi, detto questo, io sono un animale di teatro, sono una bestia teatrale, e il teatro è più il mio mondo, insomma, è quello più diretto. Sono figlia del teatro, l'ho cominciato a 13 anni, non ho mai smesso, e quindi diciamo è casa mia. Ok, allora c'è tantissimi interventi, però salutiamo i nostri amici perché il tempo è scaduto, però avremo modo di risentire ancora Pamela Villoresi e il suo biondo di Palermo. Allora, subito con la Sicilia come metafora, ma ci sono tantissimi eventi che si svolgeranno all'aperto degli eventi selezionati, ma e ci sarà poi anche la stagione invernale. Come saluti il pubblico di Dietro le Quinte, un saluto particolare dal Teatro Biondo di Palermo. Pamela. Allora, qualcuno ha scritto: speriamo di rivederci presto. No, è già arrivato il momento, siamo tornati, abbiamo un sacco di belli spettacoli quest'estate. In autunno partiremo con un'identità precisa: grande tradizione popolare, grande cultura del sud, ma anche grande ricerca internazionale. E i nostri palcoscenici staranno aperti fino alla fine di settembre, per entrare subito dentro le sale teatrali e museali, e dunque non vi lasceremo soli un momento. Connettetevi con noi, guardatevi il nostro programma, vi aspettiamo nelle belle sale del Teatro Biondo. Grazie tante Pamela, e arrivederci senz'altro di persona. In bocca al lupo per tutto, ciao. Grazie. Ciao. E noi proseguiamo invece con Elena Bucci, Marcos Grosso, impegnati in Eroides, Campania Teatro Festival, già da domani nel Teatro Naturale di Pietrelcina. Una bellissima esperienza, una bella pièce. Sentiamo dalla viva voce degli attori. Ciao, come va? Ciao, siamo in una situazione un po' singolare, perché Eroides, di cui ho parlato, che sarà appunto a Pietrelcina domani, è una mia regia la cui elaborazione drammaturgica ho firmato con Marcos Grosso, e sul palco, nella cornice di Pietrelcina, ci saranno le attrici del Teatro Coreia. E mentre noi saremo a Napoli, nei cortili della Reggia, il 24 e il 25 di giugno, con Storie di gente di teatro, questo Risate di gioia. Quindi grazie all'accoglienza e alla generosità di Ruggero Cappucci ci sono due progetti, uno che è prodotto da Coreia, uno invece che è prodotto dalla nostra compagnia Le Belle Bandiere, insieme al Centro Teatrale Bresciano e Emilia Romagna Teatro. Bellissimo, ed è particolare perché sono delle epistole delle donne che però si basano sull'assenza. Raccontaci un po' qual è il filo conduttore.
ma qui abbiamo un autore uomo che finalmente fa dire io a delle eroine donne, e quindi che scrivono al loro amato, amato desiderato, amato assente, amato fuggito, fuggito senza dire niente, amato traditore come nel caso di Medea, amato che poi le costringe, amato indifferente come nel caso di Fedra, amato sfuggente, primo amore che poi sfugge e torna con un'altra donna nel caso di Enone con Paride. Arianna vede sparire il suo amato così mentre è nel sonno, scompare in mare, vede soltanto le vele che se ne vanno via. Fillide invece potrebbe avere un amore un po' più felice, ma diciamo che sono tutte eroine, eroine che sono tutte sfaccettature del rapporto d'amore vissuto in assenza dell'amato, quindi tutto quello, anche un punto nel quale vediamo tutta la cultura come spesso ci piace fare, come ci piace fare anche in questo Risate di gioia, storie di gente di teatro, vediamo il passato dove si congiunge con il nostro presente, quindi tutto il patrimonio della tradizione come si innesta nel presente. Ok, allora subito iniziano le curiosità dei nostri amici, ci dice Francesco, ma raccontateci un po' come avete iniziato a lavorare insieme. Poi c'era ancora Alessia, cosa vi ha dato la spinta per fondare la vostra compagnia, e poi ancora un altro intervento che è passato adesso, Roselisa Anelli, di cosa ha bisogno un giovane attore per poter diventare un bravo attore. Che cosa rispondiamo? Allora, diciamo le prime due domande sono in qualche modo collegate. Noi abbiamo cominciato a lavorare insieme perché ci siamo conosciuti alla scuola di teatro che frequentavamo a Bologna, la scuola diretta da Alessandra Galante Garrone, che è un'altra persona che ricordiamo ma che purtroppo non c'è più. Ci siamo conosciuti in quella scuola lì e subito dopo la scuola ci siamo diplomati nello stesso anno e insieme siamo entrati per una casualità, anche se poi il caso forse non è mai in caso, siamo entrati tutti e due nella compagnia di Leo De Berardinis, dove abbiamo lavorato per oltre 15 anni e dove diciamo siamo entrati come attori, però diciamo la grande lezione di Leo era quella anche di un attore che fosse in qualche modo responsabile non soltanto del suo ruolo di attore, ma di una competenza più ampia di ciò che costituisce una compagnia in teatro e soprattutto di un attore che fosse responsabile della sua parte anche in qualche modo in maniera creativa, per cui ci invitava ad essere autori ma anche in qualche modo ci spingeva verso una autoralità. Questa esortazione di Leo noi a un certo punto l'abbiamo colta e dopo alcuni anni che lavoravamo con lui abbiamo fondato la nostra compagnia, Le Belle Bandiere appunto, in Romagna, perché Elena è romagnola e quindi diciamo io sono in qualche modo stato acquisito prima a Bologna e poi in Romagna e abbiamo fondato la nostra compagnia e abbiamo quindi cominciato a lavorare insieme, in un primo momento continuando la collaborazione con Leo, poi la collaborazione con Leo per motivi legati purtroppo anche ad una disgrazia che è capitata a lui mano a mano si era interrotta un po' prima, insomma, ma comunque è continuato il nostro lavoro di compagnia insieme che poi non ci impedisce delle collaborazioni saltuarie anche in veste di attori, in veste di regista come è stata Elena adesso con il progetto di Eroides, delle collaborazioni con altre realtà perché pensiamo comunque sempre il teatro come una possibilità di connessioni continue. Assolutamente. Un sacco di domande. Sì, un sacco di domande. Allora, ci hanno chiesto, se non erro, innanzitutto il significato, che cosa significa avere una compagnia oggi. Poi volevano sapere i nostri amici qualche ricordo su 800. Ecco, Alessia Caputo, Elena, in qualità di regista e protagonista dello spettacolo, qual è la cosa che più ti rende orgogliosa di Nella lingua e nella spada? Passiamo ancora a un'altra domanda. Parlavano anche Monica Tenore, un vostro spettacolo si intitolava 800, perché dedicarlo ad un intero secolo? E secondo quale chiave interpretativa? Poi c'era anche una domanda sui piccoli, è importante binomio teatro come educazione, teatro come fonte di educazione. Vi piacerebbe insegnare teatro ai più piccoli nelle scuole? Incominciamo a corrispondere a questi amici.
Beh, insegnare teatro è bello a tutte le età. Ai piccoli, cioè cambia la modalità, cambia le intenzioni, cambiano magari i temi, ma la sostanza del teatro ha una cosa meravigliosa che è trasversale nelle generazioni, quindi è molto bello insegnarlo ai piccoli. Penso che noi l'abbiamo anche insegnato nelle scuole anni fa, dopo c'è una specificità nell'insegnare ai piccoli che va coltivata in particolar modo. Ci piacerebbe, a tratti capita, ma pensiamo anche che ci si debba specializzare un pochino nell'insegnare. Un conto è insegnare a chi vuole diventare attore e quindi bisogna in qualche modo entrare nella specificità proprio del mestiere, un conto ai piccoli, ed è molto bello che ci sia un'alta professionalità in tutti questi campi diversi. E noi nella nostra compagnia, vedevo anche qualcuno diceva quali sono le difficoltà maggiori. Quando abbiamo fondato la compagnia è chiaro che le difficoltà maggiori sono quelle di tutti, anche ora, trovare ascolto, trovare gli spazi per provare. Noi siamo tornati anche qui a Russia, dove sono nata, abbiamo fatto un'azione molto particolare, molto strana. Siamo partiti, siamo andati nelle città, nelle compagnie nazionali, e poi siamo ritornati qui con una sfida, proprio anche quella di insegnare a chi non conosceva il teatro, di fondare un teatro. Il luogo dove stiamo facendo questa intervista è il Teatro di Russi, che era chiuso da 20 anni, quando siamo tornati qui con un grande movimento di persone di tutte le età, di tutti i censi. Noi eravamo ragazzi, cioè abbiamo innescato questo grandissimo movimento che ha portato alla riapertura del teatro, che non gestiamo, ma nel quale possiamo fare le prove. È un luogo dove ci sono spettacoli, vivo, mentre quando siamo arrivati qui non c'era. E così tanti spazi qui intorno che abbiamo abitato, spazi, palazzi abbandonati, case di campagna che abbiamo abitato col teatro. Per quanto Assolutamente, riguarda, certo. Per quanto riguarda, dimmi, sì. no, scusami, nella Lingua della Spada 800, i nostri lavori sono degli innamoramenti, ci innamoriamo di una storia. Nella Lingua della Spada, la storia di Oriana Fallaci e Panagoulis, che mi colpì fin da quando lessi il libro la prima volta, dopo la maturità. 800 è l'innamoramento che condividiamo per l'Ottocento, i grandi romanzi dell'Ottocento, i grandi disegni, ma anche i grandi ideali di quel secolo, il coraggio di avere proprio di voler cambiare il mondo, di non avere paura di sognare l'utopia, riscattare anche che ci sia un'educazione per tutti, il diritto al lavoro per tutti, e che anche nei romanzi entrino anche le classi meno considerate. Nel grande romanzo ottocentesco abbiamo uno sguardo che si apre a tutto il mondo, a tutte le classi. Assolutamente. Poi c'era anche Giampaolo. È stato complesso uscire ed entrare nella duplicità di un personaggio così articolato come Centè? Poi stavi dicendo? Sì, Marco. No, io volevo dire semplicemente, perché arrivano tante domande, leggiamo, non si riesce a stare dietro tutte. Ma no, ma è molto bello questo, no? E volevo dire rispetto al discorso di 800, che 800 anche un po' secondo una cosa che viene anche un po' dall'incitamento che appunto veniva anche da Leo, la nostra compagnia lavora contemporaneamente sia sull'allestimento di testi teatrali, come appunto L'anima buona del Sejuan nel caso di Centeo, nella Lingua della Spada, che è un testo che ha scritto Elena, che non esisteva, ma come anche siamo abituati a questa operazione in qualche modo di collage, cioè quando c'è un argomento, in questo caso il secolo 800, ma anche lo spettacolo che presenteremo a Napoli, che è Risate di gioia, storie di gente di teatro, siamo partiti dalla lettura di racconti di nostri colleghi del passato, descrizioni, racconti in prima persona, per dire che appunto il teatro non è sempre soltanto la messa in scena di un testo, ma può essere anche un attraversamento per cui poi si crea una sorta di linea, fil rouge, che unisce cose che comunque in qualche modo scaturiscono da una passione, da un interesse. Volevo solo dire quello, perché assolutamente. Poi c'era anche Garofalo, Simona Garofalo. Al giorno d'oggi pensate sia plausibile per un ventenne investire nell'arte a livello professionale, o suggerireste di relegarlo al ruolo di hobby? E poi c'era anche un'interessante domanda di Giampaolo De Benedictis, che parlava di funzione del teatro e diceva: funzione sociale o estetica, se non ricordo bene. Ritenete che il teatro oggi debba avere una funzione più sociale o estetica? Rispondiamo ai nostri amici.
Allora, io incito chi desidera dedicare la sua vita all'arte di farlo, ne abbiamo assolutamente bisogno, non si può, penso che nonostante sia difficile, è sempre stato difficile, adesso stiamo attraversando lo studio, no? Di tempi nei quali era ancora più difficile di ora fare il teatro come professione o l'arte come professione, ma abbiamo bisogno tanto di artisti, abbiamo bisogno del linguaggio dell'arte, non va relegato, i sogni vanno vissuti. Poi ed è giusto chiedere, ed è giusto proprio che una società sana tuteli e magnifichi e curi i propri artisti, perché l'arte è il luogo dove si elaborano le paure, dove si elaborano i desideri, dove si condividono e diventano un enorme slancio di apertura verso il futuro. Assolutamente, certo, certo. E quindi l'arte e il teatro hanno una funzione sociale in questo senso, non solo sociale di aiuto, che può essere, a parte il fatto che l'arte e il teatro hanno un'enorme funzione terapeutica, un'enorme funzione di catalizzatrice nelle comunità, di comprensione tra le diverse generazioni, ma tra le diverse etnie, tra le persone, proprio le differenze delle persone, aiutano a trovare quella parte che somiglia anche nell'altro, a riflettere appunto anche riguardo alla domanda scienté-sciuità, la difficoltà di passare da un personaggio maschile e femminile. Dover fare questo salto mi ha aiutato molto a riflettere sulle differenze tra la natura femminile, quella maschile, sul principio maschile e femminile, come se invece di essere separati debbano essere sempre in dialogo e in comunicazione, come energie, non solo come generi o sessi, anche come generi o sessi, ma anche come energie. E quindi non esiste, secondo me è bene non dividere la funzione estetica da quella civile, da quella sociale, è un atto unico. La bellezza del teatro, la bellezza delle arti che sono una parte unica del sogno dell'essere umano e in ogni vita ci deve essere spazio per poter esprimersi e poter godere dell'espressione altrui. Su questo aggiungo molto rapidamente che sono d'accordo con Elena, nella domanda di Giampaolo secondo me non è necessariamente una contraddizione, la funzione deve essere sociale ed estetica. Estetica non vuol dire estetizzante, ma l'estetica è il fondamento della bellezza, tutte le arti devono avere anche la parte estetica, altrimenti diventano dei saggi, sono delle filosofie, ma l'estetica fa parte della forma artistica. Certo, velocemente c'era una curiosità su, penso, Leo De Berardinis, una domanda su cosa ti ricordi del lavoro con Leo De Berardinis, il Macbeth, e poi c'era anche una domanda che abbiamo visto scorrere sul segreto per questa unione. Siete una compagnia dal 93, in che modo la vostra unione riesce a sopravvivere tutt'oggi? Qual è il vostro punto di forza? Allora, partendo da Leo, spettacolo del Macbeth dove c'era anche Marco, Macbeth che abbiamo fatto anche noi, che è stato uno spettacolo poi che è un punto molto importante della nostra compagnia. Nel 2005 abbiamo fatto abbiamo ripensato al Macbeth di Leo, abbiamo fatto un Macbeth completamente diverso che poi è stato replicato tantissimo, è stato candidato a premi. Il Macbeth di Leo è stata un'esperienza molto bella, eravamo molto giovani e ci siamo sentiti trasportati nel sogno di Shakespeare, avere il privilegio di fare Shakespeare, appunto Re Lear, Amleto, Macbeth all'inizio della propria carriera è una cosa straordinaria perché devi subito metterti in relazione, diventare in grado di sostenere quei disegni, quei personaggi, quelle parole, quei versi e devo dire che Leo si è fidato di noi, ha voluto creare una compagnia di giovani, giovanissimi e ci ha buttato proprio nell'arena cercando di insegnarci tutto quello che poteva. Come resistiamo? Resistiamo litigando, discutendo, facendo tanti lavori insieme, facendo lavori singoli, sostenendoci, cercando di essere il più possibile sinceri, il più possibile solidali e sapendo, dal mio punto di vista, per me, per quanto mi riguarda, cercando di chiedere scusa tutte le volte che è necessario, perché il nostro è un lavoro che porta anche a vivere momenti meravigliosi, esaltanti, nei quali non si finisce mai di ringraziare il fatto di aver osato farlo. Per questo incoraggio chi ha un istinto, una vocazione artistica a perseguirla, perché ci sono dei momenti che ti ripagano
ma anche non sempre nel successo. Il successo è bellissimo, l'applauso è stupendo, ma stiamo proprio adesso leggendo una lettera di Eleonora Duse che è bellissima, dove dice la bellezza è anche di studiare in un palcoscenico deserto, preparandosi all'incontro con il pubblico. È qualcosa che è un po' pericoloso, è un po' misterioso e ci appaga anche soltanto lo studio e la fatica. E costruire una compagnia insieme significa anche avere proprio davanti un percorso, avere un cammino è una garanzia di libertà da un certo punto di vista, perché noi siamo quasi sempre liberi di scegliere i testi o gli spettacoli che vogliamo fare, le persone con cui vogliamo lavorare, quindi trovare un'armonia. Sicuramente uno dei segreti è anche il fatto di avere lo sapevamo dall'inizio, ma si è approfondito nel corso del tempo, sapere che essere due significa essere uno più uno, quindi ognuno di noi porta quello che è, non siamo la stessa cosa soltanto perché abbiamo una compagnia insieme, e ci diamo nello stesso tempo la libertà di fare insieme o separatamente anche delle esperienze esterne, perché conoscere di più nutre anche il lavoro interno. E poi è molto bello poter lavorare, avere una compagnia, cioè è anche, ci siamo dati la possibilità, c'è stato sicuramente qualche sacrificio, però anche tanta libertà di poter lavorare con giovani attori che ti piacciono, con attori che si sono già formati ma che ti piacciono, condividere le strade con gli altri, senza aspettare la cosa che almeno a me spaventava moltissimo, perché io amo tanto anche il cinema e mi è capitato di farlo per fortuna invitata adesso e sono stata molto contenta, ma io personalmente ero terrorizzata da quell'ipotesi di dover stare a casa a aspettare una telefonata. La nostra compagnia proprio è stato dare voce ai desideri, intraprendere delle strade, muoversi delle Certo, 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 bisogna essere creativi, attivi e credere comunque nella forza dello spettacolo e dei sogni comunque da realizzare. Allora amici, io vi consiglio questo spettacolo. Domani e dopodomani, 13 e 14 giugno, Teatro Naturale di Pietrelcina, all'interno del Campania Teatro Festival ci saranno loro, Eroides da Ovidio. È un bellissimo spettacolo, allora che dire, uniamo il piacere del viaggio con la bellezza del teatro. Grazie mille per essere state con voi a Dietro le Quinte, ci vediamo dal vivo, alla prossima, ciao! Ciao a tutti, ciao. Ciao! E noi proseguiamo con la rubrica Libri in valigia. Oggi il libro che vi consiglio oggi è di Gianfranco Longo, Srebrenica. L'11 luglio del 1995 si consuma il più cruento eccidio in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. È una storia appassionante perché noi seguiremo le avventure di Vedran e Leila, morti in quel giorno proprio a poche settimane delle nozze. Sentiamo un po' Gianfranco Longo. Ciao Gianfranco, come va? Ciao, bene, bene, buonasera a voi. Allora, innanzitutto, com'è nata l'idea per questo libro che unisce un fatto di cronaca con una storia molto passionale, suppongo. Come ti è venuta l'idea? In quegli anni io ero in Germania a studiare e guarda, può essere una folata di vento, uno sguardo a ispirare un verso, una trama, fino addirittura un poema che adesso ascoltavamo parole meravigliose da Elena, da Pamela, su quella che è l'importanza dell'arte anche da un punto di vista catartico. Noi usciamo da un periodo particolare e usciamo come se fossimo stati sempre segregati e adesso improvvisamente ritroviamo cos'è la libertà ad una frontiera. Iniziamo a comprendere cosa possa essere vivere in uno stato d'assedio politico, uno stato d'assedio in cui l'amore è stato anch'esso assediato e alla fine soffocato da una forza militare di occupazione, come nel caso specifico, che poi ha avuto la sua condanna solo mercoledì scorso. Ricordiamo, a 26 anni quasi di distanza, Ratko Mladic è stato condannato all'ergastolo. E la forza della bellezza è quella di recuperare appunto anche il momento più tragico, anche il momento del male, perché questo non sia mai una vendetta. Altrimenti saremo noi ulteriormente e nuovamente sconfitti. Invece Assolutamente.
Certo. Allora, È leggiamo proprio un lì po' che di dobbiamo... sì, allora, leggiamo un po' di domande dei nostri telespettatori. Se me le ripassate velocemente, c'erano delle curiosità, innanzitutto su quanto è importante ricordare, si diffonde coscienza della storia come risorsa critica, e ancora c'erano delle altre curiosità. Francesco, su che cosa sta lavorando in questo momento e quali sono i suoi progetti per il futuro? E ancora Claddi, Vedran e Leila, in che modo riescono a farci rivivere gli eventi storici? Qual è il ruolo che il loro amore svolge durante la narrazione di Srebrenica? Partirò da qui. Il poema, Srebrenica è un poema che è stato anche accolto con grande entusiasmo dal Poligrafo di Padova, l'editore che lo ha pubblicato di fronte a una certa resistenza purtroppo dell'editoria italiana davanti anche alla bellezza. È una memoria, è un racconto, ma è anche una testimonianza in cui appunto le sorti dell'Europa possono essere nuovamente messe in evidenza perché non siano come dire, oltraggiate e siano sempre tutelate, ma noi possiamo tutelare la verità solo attraverso la testimonianza, in questo caso poetica, la testimonianza di un racconto che fa rivivere due persone, due amici, proprio uccisi barbaramente a poche settimane dalle loro nozze, perché il potere deve soffocare ogni anelito di bellezza. E noi contro questo assedio non possiamo far altro che muoverci riscattando appunto quelle forze così maligne che poi in realtà si disperdono, perché il verso poetico, una pittura, una scrittura, una recitazione teatrale possono davvero essere quel momento di ricongiungimento proprio tra un passato e un presente. Assolutamente, certo. Poi ti chiedevano anche innanzitutto se c'era qualche progetto per il futuro, non so se possiamo accennare a qualche nuovo progetto. Questo c'è, ed è proprio su due scrittori che hanno caratterizzato gli anni 30 e 40 e poi successivamente la loro vita all'interno dell'Europa. Si tratta dei coniugi Canetti, di Elias Canetti e della sua prima moglie Vesa, che fu anche lei una grande scrittrice, purtroppo riscoperta solo dopo la morte. Su questo sto lavorando, in realtà ci sto lavorando da 30 anni. Ci credo, ed è un'operazione, certo, abbastanza complessa, certo. E poi ti chiedeva Giampaolo, ma probabilmente ha la sensazione che il massacro di Srebrenica non sia ricordato dai media come dovrebbe? E poi c'era anche Viviana, pensa che la scrittura possa avere delle proprietà terapeutiche e aiutare chi è in difficoltà? I giovani stanno ponendo un'esigenza ai nostri sguardi e anche alla nostra didattica o alla nostra politica, quella del ricordo. Nessuno dei ragazzi che io ho conosciuto in questo ultimo periodo sa o ha saputo di quello che è accaduto in Europa nel 1993, 4 fino al 5. E questo è per loro un oltraggio vero e proprio. Perché nessuno ce l'ha mai detto? Perché nessuno ci ha mai raccontato che è successo tutto questo? Ed è praticamente quanto accadeva dopo la Shoah. Si tentava di non parlarne, perché questa vergogna non si diffondesse. Invece dobbiamo testimoniare perché non si ripeta, soprattutto perché non si ripeta. E in questo caso la scrittura ha sì una capacità terapeutica, come c'è la musica, una capacità catartica, ma al tempo stesso riesce a recuperare quello che è un male e una testimonianza del passato, perché venga appunto il presente tutelato, e solo attraverso il ricordo, attraverso la memoria, noi potremmo scongiurare che tutto questo nuovamente si ripeta, proprio qui, sul suolo europeo.
Certo, e poi c'era anche Simona che ti chiedeva 3 parole per descrivere questo libro. Se dovessi scegliere 3 parole, che cosa sceglieresti? Una storia d'amore indimenticabile. Sì. E ancora Viviana, quando scrive un libro, ha già tutta la storia in mente o la elabora strada facendo? Come funziona il tuo tipo di scrittura? La elaboro, ho una trama, ho dei personaggi anche delineati, ma è la scrittura stessa che poi ulteriormente mi perfeziona, come un compositore che ha un suo motivo, un'idea che però poi deve sviluppare nel momento in cui va avanti, poi riesce a collocare bene ogni strumento ed avere la capacità di quell'insieme che poi porta ad una sinfonia. Certo, e poi c'era anche un'altra curiosità da parte di Pasquale che ti chiedeva, vorrebbe Gianfranco, ha mai fatto come Stephen King o altri scrittori? Ha mai dato dei diritti di un suo libro per trarne un film? Ne facciamo un film, Gianfranco? Lo spero, perché no? Certo, perché no? Auspicabile, certo. Sarebbe auspicabile e anche... perché certo, il film e la cinematografia è uno dei momenti più importanti in cui si coniuga un po' tutto, il linguaggio, l'immagine, il ricordo e anche la musica. E tutto ancora, lì è la recitazione stessa. Monica ti chiede, Srebrenica è la continua della storia di Shalom? No, non proprio, benché sia una trama parallela, ma non lo è. Ok, qual è la parte più bella che tu ami di questo libro? La frase, il momento, qual è la pagina che ti sta più a cuore? La pagina che più mi sta a cuore è il finale, perché è il finale che ci ridà quella speranza che sembrava persa. Ed è un momento in cui ritorniamo a credere che l'uomo non sia solo quella parte oscura, ma sia appunto quella bellezza che è fragile e che è una bellezza che appunto va tutelata, salvaguardata e garantita, proprio perché è fragile. Assolutamente. Allora Gianfranco, grazie di essere stato con noi questo pomeriggio e di averci parlato della tua ultima fatica editoriale, Srebrenica, che ricorda veramente un evento molto ma molto importante, assolutamente da leggere. Amici, io vi consiglio questa lettura e che dire, poi magari ci rivediamo per il prossimo progetto editoriale di Gianfranco Longo che sicuramente promette molto ma molto bene. Grazie mille e arrivederci alla prossima. Ciao! E anche per questo pomeriggio è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.